è uscito il nuovo brano di Mario Forte e Stefania Lai, una canzone stupenda, l'abbiamo ascoltata tutti, però io a questo video devo dedicare un minuto in più. Perché devo dire un mio pensiero su questo brano. Innanzitutto bellissimo, ma tra l'altro insomma c'è la mano di Enzo Caradon alla scrittura di questo brano, appunto di Mario Forte e di Franco Desiré. Alla tastiera ritroviamo Franco Desiré e c'è una particolarità di questa canzone, perché c'è un sax prorompente che è quello di Rocco Di Maiolo e mi dà quasi il sapore di un qualcosa di retro, un qualcosa che manca da un po' di tempo. Siamo tutti abituati all'ascoltare, imparare, via, dimenticato. Invece questo secondo me è un qualcosa che resta e io oserei dire, e lo faccio a mie spese, che in questa canzone ho sentito un qualcosa di Napoli centrale. Non lo so perché io ho avuto questa sensazione. È un qualcosa diverso da quel che siamo abituati a sentire oggi. A me mi è piaciuto proprio assai, al di là che la canzone che è bellissima. Poi abbiamo insomma Mario Forte che è un grande, abbiamo Stefania Lai che ormai è un portento della musica napoletana, quindi già questo è tutto un dire. Però a me è piaciuta proprio la musica, cioè proprio la musica, ho sentito proprio un sapore nostalgico in questa musica. Cioè, quindi faccio i complimenti perché finalmente sentiamo qualcosa, avevamo bisogno di qualcosa che impregna di più rispetto al classico ascolta e dimentico. Come sempre io vi lascio una buona musica a tutti e nei commenti sbizzarrite, voglio sapere che ne pensate.